apprezzo che si sia continuato a sostenere i commercianti, come ha detto prima anche il consigliere Colautti, sulla luminarie natalizie, perché fino, diciamo, a quando non si è deciso di procedere col bando, no? Questo è successo durante insomma, l'amministrazione in cui c'eravamo noi, con i bandi, in modo tale che ognuno fa la domanda e sa quanto riceve, no? Succedeva che quello che non riusciva a mettere la quota magari nella via non aveva la luminaria, magari quelli di 2 civici dopo invece ce l'avevano. Questa era una roba orribile. Invece finalmente non è così. Lo rispetto, se non è demagogico di partenza, rispetto a uno gli piace e non gli piace, ci mancherebbe. Però dal punto di vista generale, ripeto, credo che questa iniziativa sia un valore aggiunto per la città, crea un clima favorevole non solo per gli udinesi ma anche da fuori Udine, perché mi dicono guarda è un bello venire in questo periodo Udine con questa, poi ripeto, poi come sempre dobbiamo dividerci e chi piace e chi non piace.